Calogero Sodano, 30 anni fa l'inaugurazione del Teatro Pirandello alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Scalfaro. È stata una fatica enorme, ma devo dire che un politico si gratifica quando riesce a fare bene le cose. Io sono gratificato di due cose. Il piano regolatore generale approvato nell'agosto del 2000 e il Teatro Pirandello, chiuso da 39 anni, aperto il 29 aprile del 1995, oggi fa proprio 30 anni, e quasi dovrei dire ovviamente un silenzio assordante da parte dell'amministrazione comunale, come se fosse stata una cosa di ordinaria amministrazione aprire il teatro, cosa che non è stato, ostacoli a mai finire di tipo burocratico, ma anche di tipo, devo dire, politico, per avere la deroga ad aprire il Teatro Pirandello, essendo un teatro dell'Ottocento. Ricordiamo che è stato aperto nel 1880 alla presenza della regina Margherita, dalla quale prese proprio il nome, fu aperto con il Trovatore. E dopodiché è stato un susseguirsi di chiusure, di aperture, fino a quando poi negli anni 50, dopo essere diventato cinematografo, fu chiuso e non fu più riaperto. Era una questione anche di orgoglio per la città, un teatro chiuso che poteva dare agli agrigentini quella cultura che in effetti per circa 40 anni non ha dato, e che finalmente, dico, dopo tante cose, ricordo una giornata, avevamo un appuntamento col ministro Mangino, ministro degli interni, per ottenere la deroga ad aprire questo teatro dell'Ottocento, perché teatri nuovi hanno ovviamente tutte le aperture per il pubblico in caso di incendio o di pericolo, mentre un teatro antico ha difficoltà perché le uscite rimangono quelle che sono. E io mi feci accompagnare allora dall'onorevole Ayala, che era buon amico di Nicola Mangino. Avevamo appuntamento alle 5, fummo ricevuti a mezzanotte perché erano successi degli omicidi in Calabria, e quindi abbiamo dovuto aspettare. Io che tenevo ad Ayala quasi con le mani perché aveva altri appuntamenti, e finalmente ci diede la deroga ad aprire il teatro con 16 però vigili del fuoco che costano. Poi finalmente dopo qualche anno i vigili del fuoco sono diventati 5. Certo, allora per noi era una cattedrale. Io nominai Michele Guardì direttore artistico a titolo gratuito, perché avevo parlato con Patroni Griffi, che è uno dei più grandi registi teatrali, ma la somma richiesta era di circa 500 milioni l'anno. Noi ovviamente le casse erano vuote come lo sono a tuttora. Ora magari no, oggi è capitale della cultura, ma proprio oggi che è capitale della cultura il trentennale andava quantomeno festeggiato. Oggi dal panificio incontrai una professoressa che aveva accompagnato, che conosco, i suoi alunni ad una visita al teatro, e gli ho detto: senti, ma te lo hanno detto oggi che era il trentennale? No, dici, per la verità non mi hanno detto nessuno niente, per la verità non me lo ricordavo neanche io. Dico, cioè, peccato, una città senza memoria è una città che non ha futuro. Lei è stato sindaco per tanti anni, ecco, ha qualche nostalgia, chissà, magari un pensierino? Ma nostalgia tantissima. Io ho fatto anche il senatore, però ho scritto un libro dal titolo emblematico, meglio un giorno da sindaco. Vedo la città, diciamo, per essere generosi, trasandata, una città che ha bisogno di essere risollevata e ridotta ai minimi termini. Chissà, ci sto pensando, è estremamente difficile portarla
come era prima, ci vuole tanta buona volontà, tantissimo lavoro soprattutto, una squadra di buon livello, anzi di ottimo livello, e cercare di portarla in una posizione soprattutto culturale ma anche economica, così come era previsto dal piano regolatore generale, tutta la fascia alberghiera, riprendere proprio le mani sul piano regolatore generale che io, come ho detto poco fa, approvai nell'agosto del 2000. Chissà, può darsi. Si è ritornato a votare brevemente alle province, una sua valutazione? Ma io posso semplicemente dire che mi sarei aspettato che la Regione Siciliana approvasse una legge per l'elezione diretta del Presidente della provincia. Ormai non ha senso l'elezione di secondo grado, i cittadini stanno semplicemente a guardare. È stato eletto Pendolino, sindaco d'Aragona, persona per bene, come persona per bene anche Castellino, però sarebbe stato opportuno che venissero votati se fossero stati candidati dalla gente, cioè la gente è lontana dalla provincia, tanto vale questo ente levarlo di mezzo, è una sorta, oggi gestisce soltanto le strade provinciali e alcune scuole, affidarle ai comuni e basta, diventa un altro, possiamo dirlo, un altro postificio per i politici.